Anche oggi sui giornali io leggo i commenti della mamma di quella ragazza investita a Pieve del Grappa, morta, di chi guidava, entrambi 22 anni o 23 anni. Non si può ricondurre alla fatalità questa cosa. Nel foyer della provincia di Treviso il presidente Stefano Marcon parla di Miriam Ciobanu, racconta agli studenti alla loro prima lezione di sicurezza stradale che cosa è accaduto quella notte, quell'attimo di distrazione, quell'incoscienza ed ora quella ragazza che non c'è più. Siamo stati giovani tutti, ha detto ai ragazzi Marcon, molti sono stati graziati dal destino, ma altri no. Ho chiesto di riflettere, ho chiesto ai ragazzi di perdere 5 minuti del proprio tempo per riflettere ed ascoltare e capire che cosa può succedere nel momento in cui in una frazione di secondo magari ti distrai o hai assunto sostanze stupefacenti, insomma cosa può succedere? Non ti concede normalmente una seconda chance un incidente stradale. Dovrà scontare la sua pena. Marcon parla anche di Alessandro Giovanardi, il 23enne scarcerato da ieri, quando il GIP ha accolto la richiesta della procura di obbligo di dimora. Il sistema giudiziario ha il proprio impianto e quindi evidentemente questo è il percorso che deve seguire. Sulla riforma della giustizia e la certezza delle pene io credo che si dovrà interrogare il governo e so che stanno lavorando in tal senso. Il ragazzo ha causato un incidente mortale e le pene, dovrà scontare la pena insomma, prevista in questi casi. Quel che mi fa riflettere che ragazzi di 22 anni, in questo caso sia la vittima che chi ha causato il danno, incappino oppure succedano queste cose. Non trovo una giustificazione logica.